Eccoci con il presidente del comitato San Nicolò, signor Ennio Witt, e noi ci siamo visti l'ultima volta quando siete andati a consegnare lei insieme a una delegazione del vostro direttivo in municipio le 900 firme per il quartiere San Nicolò, e ci siamo lasciati quando siete andati poi successivamente in villa per l'incontro con l'assessore Angelo Morsanuto. Ecco, ci vuol dire cosa ne è uscito da quell'incontro, visto che la lettera che io ho anche pubblicato conteneva due tematiche con 4 punti per ciò che riguarda la corsia, la terza corsia dell'autostrada 4, e un 12-13 punti sulla viabilità del quartiere San Nicolò, comprendente anche poi la vivibilità, cioè l'elettrodotto e la ex perfosfati. Risposte certe e concrete le avete avute o ve la daranno successivamente? Allora, noi abbiamo presentato nella mattinata abbiamo presentato le 900 firme con le relative richieste. Con l'assessore e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Portogruaro abbiamo discusso principalmente del problema della terza corsia, perché questa è la questione più importante e più imminente, anche perché in tarda primavera inizieranno i lavori dell'allargamento della 4. Quindi questo è il problema principale. E qui abbiamo così un po' discusso sulla metodologia poi dell'intervento, che consiste nella sicurezza della viabilità, nella vivibilità soprattutto del quartiere, al quale noi siamo molto interessati, e anche della realizzazione poi di quegli interventi che vanno a assicurare sicurezza ai cittadini che si muovono in bicicletta o a piedi. Quindi questa è la nostra cosiddetta mobilità lenta. Cosiddetta la mobilità lenta e meno protetta. Quindi noi da questo punto di vista siamo stati molto precisi sulla richiesta che abbiamo fatto a questa amministrazione, che poi non è che tutto quello che noi abbiamo chiesto dipenda dall'amministrazione comunale, ma dipende da più soggetti pubblici, quindi ANAS, quindi Autovie e Città Metropolitana, che poi insieme devono risolvere queste criticità. Sì, allora A4, per chi ci ascolta, per fare un po' capire chi non ha letto i punti o visto la lettera, si parlava anche, visto che viene rifatto il ponte sull'autostrada, di 4 corsie e anche quel tratto che va fino alla rotonda della tangenziale, fare un 4 corsie. Poi c'è le barriere fonoassorbenti che lì già il sindaco, anche in occasione di qualche consiglio comunale, ha rassicurato. Però qua appunto, come diceva lei, sono altri enti che hanno voce in capitolo. Il comune, il sindaco può forse sollecitare, e si parlava anche di un sottopasso per far sì, se viene tolta la rotonda di via Antinori, per comunicare via Giai con la parte a nord, insomma. Allora, noi abbiamo chiesto che nei limiti del possibile ci sia la soppressione della piccola rotonda, quella di via Antinori, e poi una strada che colleghi attraverso il sottopasso dell'autostrada via Giai, per capirci, e via Antinori e via Campeio, al fine di sopprimere l'attraversamento diretto di viale Pordenone. Quindi noi abbiamo chiesto questo tipo di intervento. Si stanno mettendo assieme, almeno questo è quanto ci ha assicurato il Morsanuto, quindi l'assessore,
C'era anche il tecnico, il dirigente Scapin? C'era il dirigente del comune di Portogruaro che sta lavorando su questo progetto, questa proposta che noi avevamo già lanciato a suo tempo ad Autovie, però giustamente loro dicono ma questa è competenza della città metropolitana, del comune e dell'ANAS, quindi adesso stanno mettendo insieme questi enti per poter risolvere questa problematica. Sì, poi c'era sempre collegato con la zona dell'autostrada quella via, tanti la chiamano anche una specie di via di fuga in caso di incidenti che non si può attraversare il cavalcavia, con Viale Treviso, la zona del centro commerciale con Viale Treviso, che sarebbe anche una valvola di sfogo sia in entrata che in uscita. Ne avete parlato o anche quella lì è una cosa che daranno risposta in maniera successiva? Oddio, quello non ne abbiamo parlato nell'incontro di lunedì scorso. Però lo avete nei punti Noi posti. abbiamo messo nei nostri punti perché c'è un accordo di programma fatto nel 2010 fra la Regione del Veneto, il Comune di Portogruaro, il Comune di Gruaro, la città, la vecchia provincia di Venezia e il consorzio di bonifica, appunto per fare un collegamento diretto che passa sotto il fiume Reghena e ripercorre una parte della via Campeio che collega la rotonda dell'autostrada direttamente alla rotonda degli Alpini, quella che si trova sulla provinciale per Treviso, quindi sulla Postumia. Sì, allora siccome i punti sia dell'autostrada che del quartiere insomma si intrecciano tra loro, voi sono un po' tutti collegati perché insomma viene a aumentare anche il traffico in viale Pordenone, se c'è poi la terza corsia c'è anche molta più velocità nell'uscire dal casello dell'autostrada e mettersi su viale Pordenone. Voi avete chiesto dei dissuasori e si parlava anche di un supermercato, anche se voi non l'avete nominato nel vostro punto, però venga a modificarsi anche la questione urbanistica di fronte alla botte, insomma, per capirci. Anche questo avete avuto risposta, perché qua avete chiesto un incontro specifico, avete fatto una lettera specifica. Avete avuto risposta? No, su questo stiamo ancora aspettando perché da parte del responsabile dell'ufficio tecnico ci sono dei problemi ancora da verificare, quindi la proposta che hanno presentato i privati, il comune, quindi l'ufficio tecnico lo sta vagliando anche per capire poi le ripercussioni che si avranno sul viale Pordenone e quindi l'aumento del traffico, sì, che poi andrà a scaricarsi in parte sulle vie interne che sono ormai ridotte a strade residenziali, quindi non possono sopportare traffici pesanti. Su questo punto so che il consigliere Claudio Fagotto, che oltretutto è di questo quartiere, del quartiere San Nicolò, in un incontro pubblico aveva chiesto notizie su questo, ma mi sembra che il sindaco abbia risposto che non ne sapeva niente, però successivamente si è saputo insomma, che era questo progetto, come lei ha accennato, presentato. Me l'hanno spedito, io ho una copia e insomma andrebbe un po' a stravolgere anche quello che la viabilità urbana, insomma, è quella dedicata interna cittadina. Certo, noi abbiamo chiesto che le scelte che l'amministrazione andrà a fare riguardo al nuovo insediamento qui, per capirci, di fronte alla botte, sia valutato e discusso con i cittadini, anche perché poi devono essere i cittadini che sopportano questi nuovi insediamenti, quindi che devono essere in favore della comunità e di San Nicolò, ma soprattutto complessivamente di Portogruaro, e quindi i cittadini si devono esprimere su queste scelte, perché poi sono i cittadini che vivono tutti i giorni la realtà del quartiere di San Nicolò, che poi
non è un quartiere che deve essere dimenticato, perché ormai fa parte di Portogruaro, quindi è un tutt'uno col centro storico di Portogruaro. Poi alla luce del nuovo insediamento che si andrà a realizzare fra qualche anno, speriamo molto presto, della Perfosfati, dovremo capire anche l'utilizzo che se ne andrà a fare per capire i carichi poi di traffico che si riverseranno sempre su Storiale Pordenone, con molte difficoltà per quanto riguarda l'uscita dalle scuole elementari dei bambini che poi arrivano verso il viale Pordenone, e soprattutto all'incrocio davanti alla chiesa, che è molto molto delicato, quindi poco sicuro, e quindi anche lì da fare una grossa verifica da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo toccato quasi tutti i punti. Lei ha nominato la ex Perfosfati, che prima di presentare, che so che avete qualche proposta, volete sapere quale sarà la destinazione, e dopodiché presenterete delle proposte. Ha nominato la scuola, e io ci aggiungo anche, sempre nei punti che avete presentato, l'elettrodotto, perché c'è anche, si vede bene in fotografia il traliccio dell'elettrodotto sopra, e anche lì mi sembra che non ci sia stata risposta, e Fagotto si è lamentato nell'ultimo consiglio comunale, l'ha elencato queste cose qua, nelle cose promesse non fatte, insomma, perché lei prima parlava del 2010, degli accordi che c'erano, quella volta c'era amministrazione diversa, diciamo, sia come colore politico che come sindaco, c'era Antonio Bertoncello. Non mi sembra che ci siano stati, anche loro promettevano sempre al comitato, fra virgolette, di turno, ci sono andato anch'io diverse volte, e le amministrazioni promettono, ma poi sono vincolate e limitate da chi è sopra di loro, insomma. Certo. Noi abbiamo purtroppo avuto in questi ultimi 20 anni una devastazione del nostro territorio, cioè di San Nicolò, perché basta che uno passi per il viale Pordenone e si rende conto delle difficoltà. Poi c'è l'elettrodotto, che è una questione che si trascina da moltissimi anni. C'è il problema dell'accesso al campo sportivo, che è stato fatto come è stato fatto, collaudato, senza un accesso, eccetera. Ma questo l'avevo tenuto per ultimo. È un'eredità, purtroppo questa è un'eredità che abbiamo avuto da precedenti scelte politiche, che poi ognuno se ne assume le responsabilità. Noi stiamo lavorando per dare a questo quartiere, finalmente, se Dio vuole, una vivibilità diversa. Vogliamo dare un senso a questo accesso da nord della nostra bellissima città che è Portogruaro, e noi siamo disponibili a discutere con qualsiasi, purché ci aiuti ad avere questi risultati. I nostri risultati sono per la comunità, non sono personali, sono per Portogruaro, che noi siamo convinti che questa è la nostra città, e questa deve essere portata ad esempio rispetto a tante altre città che si stanno spegnendo. Quindi noi vogliamo che Portogruaro diventi il centro del nostro vecchio, così dire, mandamento, e che diventi la città principe del Veneto orientale. Questo è il nostro obiettivo, quindi nessun dramma, nessun problema, nessuna lotta, nessuna guerra, soltanto che siamo però molto decisi e determinati questa volta per portare a casa questi risultati. Ma questo alla luce dell'ultimo fatto, che è quello che partono da Alvisopoli, ex casello che doveva uscire, a Portogruaro, che non ne avevamo avuto nessuna conoscenza. Siamo venuti a conoscenza e siamo partiti con questa ipotesi. Noi siamo qua. Sì, allora, avviandoci alla conclusione di questa intervista, io avevo tenuto per ultimi 2 punti. Uno l'ha già nominato lei, che è quello del polo sportivo, l'altro è la questione idraulica, perché la vostra sede
del comitato e dove ci troviamo adesso alla Botte, che è confinante con via San Martino, che è una via che quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua spesso e volentieri insomma va sotto, ci sono i garage scantinati, anch'io ho ripreso alcune volte. Questo è un problema che voi avete anche questo posto e che non avete in pratica avuto risposta. E per finire, sempre collegandosi a quello che diceva lei, voi avevate presentato ancora prima una richiesta di accesso agli atti, insomma la documentazione per ciò che riguarda l'autostrada. Certo. L'avete avuta? Noi abbiamo avuto sia da parte del Comune di Portogruaro sia da parte di Autovie Venete l'accesso agli atti. Abbiamo analizzato, verificato, perché poi siamo un gruppo che non è fatto da persone così estemporanee, cioè abbiamo un gruppo di persone, ingegneri, segretari comunali, un avvocato, quindi abbiamo un gruppo eterogeneo che riesce competente, diciamo. Competente, che riesce poi anche a fare delle proposte concrete, fattibili e non campate in aria. Non siamo un gruppo di disperati, non siamo un gruppo di no TAV, no gas, no tutto, siamo perché la 4 si deve allargare, benissimo, l'autostrada più importante d'Europa, benissimo, l'autostrada che avrà più traffico d'Europa, benissimo, però noi abbiamo la necessità, anzi vogliamo che sia garantita la vivibilità dei nostri residenti e soprattutto di chi ha la casa sopra, quasi diciamo, sopra l'autostrada, perché questo è un fatto indecente, cioè che uno possa vivere adesso per altri anni che Dio gli lascia, vivere attaccato a 5 metri dall'autostrada senza che si provveda per sanare questi disagi. Ecco, noi siamo per difendere queste cose. No? Per fugare anche qualche dubbio o chi magari per prevenire qualche critica che qualcuno ha fatto su Facebook, diciamo che voi siete un gruppo, un comitato apolitico, anche se all'interno ovviamente ognuno ha le sue preferenze politiche e in questo senso siete trasversali, insomma, voi non avete colore politico, ognuno individualmente ha un suo credo, però siete tutti uniti per San Nicolò, per evitare queste file interminabili, queste colonne d'auto in viale Pordenone dove c'è smog. Voi avete chiesto anche a questo proposito delle centraline dall'ARPA, se è possibile installarle, anche questo aspetteremo risposta. Le lascio la parola per concludere. Io da avvocato del diavolo dico, voi avete in maniera minuziosa e molto precisa elencato tutta una serie di punti che comunque penso, credo che l'abbiano anche detto, l'amministrazione comunale ne era a conoscenza. Un stimolo fa sempre bene, in questo senso voi lo state facendo bene in maniera competente, siete un gruppo omogeneo ben impostato. L'importante è che non sia come gli altri comitati che dicono sempre sì e poi passano gli anni, insomma. Oddio, questo purtroppo non dipende da noi. Noi ci stiamo battendo perché si faccia anche uno screening ambientale del nostro territorio, perché in base a questo poi i dati che emergono, anche il sindaco, essendo responsabile della salute dei cittadini, si deve attivare. Quindi con uno screening fatto dall'ARPA, che è l'azienda regionale che soprassiede a queste esigenze, quindi controlla, quindi ha la capacità poi anche di dare dei dati che sono dati certi. Per quanto riguarda il resto, noi siamo un gruppo nato spontaneamente dopo aver saputo dai giornali che c'è questo pezzo di autostrada che viene completato con la terza corsia. Quindi ci siamo mossi in funzione di questo. Poi ognuno la pensa come vuole per quanto riguarda
le idee e le ideologie politiche. Per quanto ci riguarda, noi non facciamo riferimento a nessuna ideologia politica, noi accettiamo chi ci dà una mano, noi accettiamo chi è disponibile a risolvere i nostri problemi. Questo è il nostro obiettivo, il resto va bene, Facebook, eccetera, ognuno scrive quello che vuole, ognuno se ne rende responsabile, noi alla fine abbiamo scelto di avere questo obiettivo, tanto più che anche di fronte all'accesso della Chiesa, che poi c'è anche una scuola materna, anche lì ci sono grosse difficoltà, quindi se le mettiamo in fila una dietro l'altra sono difficoltà che risalgono sempre a tempi vecchi, quindi non è tutto da imputare al giorno d'oggi, ci sono un sacco di disagi, di problemi che si trascinano da anni. Noi vorremmo che si incominciasse da oggi e andando in avanti a decidere, soprattutto a risolvere pian pianino, fare un progetto complessivo e poi piano piano portare a casa i risultati. Quindi i risultati sono le decisioni e poi le soluzioni. Questo è il nostro obiettivo. Bene, allora io ringrazio il Presidente del Comitato San Nicolò, Ennio Witt. Ci lasciamo con la promessa che appena avrete risposta di questi punti che avete dato, depositato e protocollato anche in comune, lei ci darà conto una copia in modo che così metteremo a conoscenza dei cittadini delle risposte date dal comune. Io la ringrazio e ci vediamo alla prossima.